Sono in compagnia di Don Giulio Esu, parroco fondatore della parrocchia Sacro Cuore qui a Cabras. Don Giulio, un'avventura che è iniziata nel 1985. Sì, la parrocchia è stata istituita il 21 settembre del 1985 e il Vescovo l'ha affidata al Sacratissimo Cuore di Gesù come protezione e a me, servo indegno, ha affidato la cura pastorale delle anime. Ecco, allora appunto era un'unica parrocchia a Cabras e Monsignor Spanedda decise appunto di fondare questa seconda parrocchia. Quanto tempo siete stati e dove avete celebrato prima? Inizialmente il mio ingresso ho celebrato nell'aula magna della scuola media, qui di fronte dove doveva sorgere la chiesa. In seguito il comune mi ha dato a disposizione alcune sale dell'asilo nido. Quando poi è iniziata l'attività dell'asilo nido sono dovuto andare nella chiesetta dello Spirito Santo fino al 1987, quando abbiamo costruito un ampio salone da poter svolgere le funzioni liturgiche e per trovare anche spazio, perché appunto in chiesetta dovevo celebrare in orario non comodi per i fedeli. E poi appunto il tempo passa e finalmente arriviamo alla data del 16 settembre 2007 e quindi alla realizzazione di questa chiesa, di cui solo tu sai tutti i sacrifici che è costata, no? E purtroppo c'è voluta tanta pazienza e tanta perseveranza per riuscire a coronare il sogno e raggiungere il traguardo che ci eravamo prefissi. Abbiamo trovato difficoltà nel senso che non bastava il finanziamento della CEI di 1 miliardo e 300 milioni allora e quindi mancavano 650 milioni per completare l'opera. E la Regione abbiamo dovuto aspettare oltre 2 anni per avere questo contributo per la copertura del finanziamento. Ecco, quindi certo la CEI, quindi la Regione Sardegna, ma anche la comunità sicuramente ha collaborato. Come comune è intervenuto anche per sanare un contenzioso che c'era con l'impresa per il fermo lavori che è stato di quasi 2 anni e quindi l'impresa chiedeva un risarcimento di danni e non si riusciva appunto a trovare la possibilità e allora il comune ha messo a disposizione 30.000 euro e la curia 20.000 euro, per cui si sono potuti riprendere i lavori per portarli a termine. È grande la soddisfazione il giorno della festa? Certo, è stata una soddisfazione in quanto era anche la prima dedicazione di chiesa che faceva e quindi è stato veramente contento, soddisfatto, anche la partecipazione che c'è stata a dire io ero dentro qui, ma a dire degli altri pare che ci fossero oltre 3.000 persone alla dedicazione della chiesa. Molti preti? Una ventina di sacerdoti hanno concelebrato, poi c'erano i seminaristi del regionale, i seminaristi anche del seminario diocesano. E possiamo dire che anche Don Giulio ha finalmente, cioè questo era un giorno tanto atteso. Quanti anni hai adesso Don Giulio? Hai iniziato che avevi 50 anni e qualcosa, no? Sì, ci sono 21 anni a dicembre. Certo per me è stato un momento di grande commozione, ripensando a quelli che sono stati i sacrifici che abbiamo affrontato insieme alla comunità, che ha sempre corrisposto generosamente per tutte quelle necessità che una parrocchia richiede, e quindi il giorno certo ero
pieno di gioia e di gioia commossa.